faceva vedere un link me l'ha proposto la redazione, sul quale Valdegamberi mi ha detto: lei fa le domande e si dà le risposte, no, io non mi davo le risposte, dicevo che sono temi delicati, citavo la Cassazione perché non è una fonte politica, sulla quale vedrei più facile un accordo, se mai diventasse un tema, tra il PD e SEL. Cosa ha detto la Cassazione fa politica? No, non fa. Ah, fa politica? No, non fa, perché fa politica. Allora io la qualifico. In un paese dove i giudici fanno le leggi siamo in un paese veramente pericoloso. Guardi, pensavo di averla capita male. No, io ho detto, per me la Cassazione, fin tanto che la Cassazione, ripeto, è il terzo grado di giudizio, per me cioè non è... non fa le leggi, ma dà delle indicazioni precise sulla loro se vogliamo dire interpretazione. che ciò che dice la Cassazione è legge, mettiamola così. Riconoscere i diritti che sono riservati a una famiglia, e non pagano mai se sbagliano l'interpretazione, che non si assume parità di impegni e assume gli stessi diritti, è un'ingiustizia che facciamo verso la famiglia. Cioè, la famiglia dicono non possono sposarsi, ma le coppie stabili sono come le famiglie tradizionali. La famiglia è una comunità che svolge una serie di finalità di carattere sussidiario e pubblico rispetto allo Stato. Pensiamo al fatto di generare figli e dare una continuità alla società. Questo è il vostro modello di welfare. Questo è il vostro modello di welfare. Mi lasci un attimo. Cioè che lo Stato si tira indietro e deve essere la famiglia a distribuire i soldi. Guarda che la famiglia è meno Stato, dovremmo aiutare di più la famiglia. La famiglia è il primo ammortizzatore sociale che ha l'Italia. La famiglia è il primo ammortizzatore sociale. Guai se non ci fosse, solo le famiglie che adesso stanno salvando. È il primo ammortizzatore sociale la famiglia. Se disgreghiamo anche quella... Sì, ma l'avete demolita, l'avete impoverita. Sono non è vero, abbiamo sempre magistrati di sinistra. Siccome non gli va bene le leggi del Parlamento, la Costituzione voluta dai costituenti, pensano di fare loro le leggi, ed è incredibile, perché questa Costituzione è stata fatta dagli eredi del Partito Democratico, però quando si parla di difendere la famiglia, allora non va più bene e vanno bene queste sentenze della Cassazione. Peraltro è incredibile. Ma l'avete letta la sentenza della Cassazione? Non è il punto soltanto, il punto dove si... la sentenza della Cassazione? Il punto dove si vuole arrivare con questa prego, un sentenza. secondo, per capire, visto che ne stiamo parlando, la stiamo vedendo, ma in 10 secondi a testa, per capire, su questa sentenza De Renzi, d'accordo, in disaccordo, indignato, opportuna, intempestiva, qual è l'aggettivo che applicherebbe? Sono indignato, il tema non mi affascina dal punto di vista personale, però riconosco che... come politico però è un tema che uno può decidere. Riconosco che devono essere riconosciuti i diritti civili a ogni linea di pensiero che ormai la società esprime. Allora, Buffoni? Io sono indignata che non ci indigniamo tutti. Per la Cassazione? No, anche qui, io mi sono indignata del fatto che non tutti ci stiamo indignando davanti a questa sentenza. Proprio per il motivo che la famiglia è il primo ammortizzatore del sociale del nostro paese. Se noi disgreghiamo questo, cade tutto il sistema, vi rendete conto? Hanno già i loro diritti e vogliono anche i diritti della famiglia. Perfettamente d'accordo, se la famiglia non è però quella che usiamo come modello, la famiglia è fatta... che viveva nella villa di Arcore. Allora, ma mi faccia il piacere, la famiglia è fatta da uomo e donna che si uniscono per procreare. Mi sembra che due gay non possono unirsi per non procreare? Sì, certo, però comunque possono procreare soltanto due sessi diversi fino a prova contraria. Quindi mi faccia io sono molto laico su questo. Ma arriveranno anche più avanti. Da qui poi si passa che vogliono chiedere anche le adozioni dei bambini. Allora, dove andiamo a finire? Noi vogliamo la famiglia tradizionale. Io sono personalmente contrario, proprio in un mondo in cui, non so lei, quando è stato l'ultimo matrimonio in cui l'hanno invitata. Io, che non vado a un matrimonio della verità, è una vita. Che non vedo... No, io ogni anno vado almeno 2 o 3 matrimoni. Non so, io non diretta civili là è il civile in chiesa e francamente, ma questo cosa c'entra? No. Francamente io vedo bellissimi bambini che nascono in bellissime coppie. Ho citato... Ma lei vedrebbe un figlio perché c'è una disgregazione dei valori. Le sto dicendo, non sto parlando di quello. Valdegamberi non sto parlando di quello. Sto dicendo, io vedo bellissimi bambini. Mi viene in mente Leonardo, o mi viene in mente Niccolò che nascerà quest'estate.
e non vedo matrimoni, punto. È una statistica, non c'è nessuna valutazione. Allora dico, mi stupisce che ci si parli di matrimonio, ci si intestardisca sul matrimonio tra omosessuali quando non interessa nemmeno agli eterosessuali. Questo è vero. Poco, beh la verità, insomma, statisticamente è questo. Allora, la prego, mi lasci finire. Quello che però non capisco è perché alle coppie di fatto, in qualunque maniera formata, non si debbano riconoscere quelle necessità che possono essere io e... L'asilo nido. Possiamo vivere insieme io e lei per un po'? Lui non posso... La prego, ma mi lasci finire una volta una cosa. Non posso subentrare in un contratto di affitto o se sto male non possa venirmi a trovare in ospedale. Che si chiami Giulio, Giulia, Giulietto, Giulina. Ma serve il matrimonio? Questa è No, ho detto un registro delle coppie di fatto. Ma allora ha detto un'altra cosa. Io le sto dicendo io troverei giusto. Io ho detto un registro delle coppie di fatto. Basta il codice civile, modifica il codice civile. I diritti individuali non li nega nessuno. Esatto. Può fare quel che vuole. I bambini nati fuori dal matrimonio sono equiparati benissimo ai bambini nati all'interno. Ma ha capito quello che dico? Buffoni, ha capito cosa ho detto? Certo. Il subentro in un contratto di affitto ha il diritto di visita per un paziente ammalato grave in ospedale. Che È già possibile. È già possibile con contratto. È già possibile. Va dal notaio e fa un contratto. Fa un contratto, subentra e basta. Sì. Se muore in un incidente subentra con un contratto. Ma scusami. Sono scritture ma non è private, che ti fai una cosa certo. Aspetti, Lauri. può fare quello che vuole. È una leggenda metropolitana Leggenda questa. metropolitana. Allora, sono ignorante, ha ragione lei. Possiamo parlare? No, perché guardi. No, perché è stupefacente come, diciamo così, voi che vi spacciate per moderati, in realtà quando si parla di questo argomento diventate pazzi, andate fuori di testa. Allora, fomentate... E volentieri siamo pazzi, soprattutto l'istituto familiare. E sono orgoglioso di star pazzo. Siete voi che avete distrugito la società. Però non dovete dire bugie, perché fomentate le paure. Allora, l'Europa... Aiutate più la famiglia invece, l'Europa non ha detto delle cose sui matrimoni dei gay. Argomento che voi sollevate. Ha detto semplicemente che delle persone dello stesso sesso non hanno, diciamo così, non c'è motivo che abbiano dei diritti diversi, che stanno insieme, che vivono insieme. Invece il motivo c'è. Non c'è motivo che abbiano dei diritti diversi. Invece c'è il motivo, perché non hanno gli stessi doveri delle altre coppie. Parità di diritti, parità di doveri della famiglia. E sono due cose diverse. Lei descrive le famiglie nelle loro vogliono solo i diritti ma non vogliono i doveri. Perché... Esattamente. Ma certo che non i diritti sono a parità di doveri, perché una famiglia omosessuale non ha gli stessi doveri che una famiglia che ha figli. Con cui dovete allearvi. No, certo sono moderato. Io mi vedo in grande difficoltà. Sono integralista, non moderato. Sono integralista su questo e ha ragione perché voi mi sembra la destra più integralista. Certo, integralista, ma deve solo guardare. Mica è a posto che mi metto da quella parte dove sono. No, io mi stupisco. Non serve una cattiva... Allora, io non so come farete con lui. Filippin, come farete a governare con loro? Ho capito, chi vuole governare con loro? Chi perché la società italiana cambia. Valde Gamberi, in molte realtà del Veneto si cercano accordi terzo polo PD. Posso dire una cosa? Un conto sono elezioni amministrative, un conto sono accordi politici. Ma governate insieme. Però delle delibere, ci sono delle delibere su questi temi qui. Sul sociale soprattutto. Filippin, prego. Questi temi qua. Lasciate parlare a Filippin. Lasciate parlare a Filippin. Comunque non lasciate parlare a Filippin. Facciamo un accordo, mandiamo a casa la sinistra e andiamo a governare noi. Con quei voli. Allora, se fosse stata la sinistra al governo saremmo peggio della Grecia. Sono al governo, li avete portati al governo e faranno quelle cose, Allora, Filippin. Magari finalmente. Come magari anche? Non si permette di magari. Non si permette di queste cose qua. Magari vi cacciamo a faccia a sedere. È la cosa più scorre, siamo arrivati. Scusate, siamo a Zelig. Vorrei che si inquadrato un progresso lì, è un regresso di civiltà. Lui è un regresso di civiltà. È passato, De Lorenzi, ricordate gli occhietti De Lorenzi. Spettacolo. Allora, adesso magari, allora, per favore. E anche, ma anche. Per favore, ritorniamo. I voti li devono andare a prendere da qualche parte.
Allora, stiamo parlando... Per fortuna siamo ancora in maggioranza. Stiamo parlando della vita delle persone, no, infatti, e delle serio, delle volte ci scherziamo un po' troppo sopra. No, siamo molto seri. C'è un problema. Non sembrano scherzi, dicono cose molto dove pesanti. andremo a parare? Io mi domando dove andremo a parare. E per niente moderate. Contrariamente... Scusi, ma scusi un attimo, ma moderato che? Moderato che? Ma lei aveva un figlio in mano o due maschi o due femmine? Contro natura, non è moderato. Ma viene su poi complessi. Avrebbe piacere se è stato cresciuto da due papà o da due mamme. Ma non è moderato. È fuori da ogni buon di Dio, fuori da ogni senso. Lui sul video si ottiene. È moderatismo questo. Questo è fuori, è una cosa contro ogni legge della natura. Contro la natura questa cosa. Veramente, non so, la regia mi dirà. Lei si dovrebbe vergognare di cosa? Lei, scusate, ma basta che vada in Europa. In diretta stiamo totale, mi sembra, ricomponiamo gli schemi morali. Mi sembra la coalizione più naturale. È la coppia naturale questo, voglio dire. Facciamo un bel governo politico e affrontiamo i veri problemi degli italiani su questo argomento. Sulla base di valori tradizionali sui quali possiamo impostare un governo politico. Scusate, il patto di Vasto. Patto di Vasto. La famiglia tradizionale di Berlusconi. Berlusconi ormai politicamente ha finito la sua era. La famiglia tradizionale dove avvengono gli omicidi sulle donne. E la famiglia tradizionale, di quello stavo parlando. Ma per favore, bisogna andare oltre. Siete fissati su Berlusconi, ormai politicamente è finita la sua era. Non avete più argomenti. È il modello di famiglia, poi se uno non lo rispetta è chiaro cosa